Un morto e un ferito è il tragico bilancio del frontale tra un'auto e un camion che si è verificato in mattinata lungo la strada statale 516 dei Pescatori a Codevigo nel Padovano. A perdere la vita il conducente dell'autovettura, un 25enne tedesco. Ferito l'autista del mezzo pesante. Nell'impatto entrambi i mezzi sono finiti nel fossato. Secondo una prima ricostruzione, il frontale sarebbe venuto a causa di un'invasione di corsia da parte dell'auto, la cui causa è però ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piove di Sacco con supporto di un'autogru dalla centrale di Padova. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il giovane dall'auto. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del SUEM ha dovuto dichiararne la morte. È stato assistito dai sanitari anche il conducente del camion e poi trasferito all'ospedale per le cure del caso. Complesso è stato il recupero dei due veicoli, entrambi finiti fuori strada. I carabinieri e la polizia hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Pesanti sono state infatti proprio le ripercussioni sul traffico.